1 Corinzi, capitolo 2. L'annunzio di Cristo morto in croce. Quando sono venuto in mezzo a voi, frate miei, per far conoscere il Vangelo di Gesù Cristo, l'ho fatto con semplicità, senza far sfurgere parole chi ne sapienza di questo mondo. E vi deciso e non vi fa imparare che Cristo è Cristo che è stato messo in croce per voi. Mi sono presentato innanzi a voi chi ne sfatezza, chi ne schianta e chi ne apprensione. Ho predicato a voi e vi ho lezionato non usando discorsi chi ne abilità e chi ne sapienza che è sta terra. Era forza lo Spirito Santo vi fa capace, e a così tutta la fede vostra non tiene veramente in coppa a sta terra, perché veramente soli stanno in la potenza di Dio. A sapienza di Dio. Pure noi, fra cristiani stagionati, parliamo pure di una sapienza, ma non si tratta di una sapienza che viene rinda a sto mondo, e manca che le tutte potenti che comandano in coppa a sta terra, e che assai ampresso saranno ziffonnate. Parliamo invece che la sapienza chi ne misteri è Dio, e chi lo progetto suoi, e fa pigliare parte a tutta la rolia sua. Dio teneva questo progetto ancora prima che creasse questo mondo, ma non l'aveva ancora conosciuto. Nessuno di tutti quelli che comandano rinda a questo mondo ha mai conosciuto che la sapienza. Se l'avessero conosciuto, non avrebbero messo in croce il Signore la rolia. Sta scritto in la Bibbia che le cose che nessuno ha mai voluto intese, che le cose che nessuno ha mai pensato, che esse Dio ha preparato per tutte quelle che esse va bene. Dio l'ha fatta conoscere noi per mezzo dello Spirito Santo, che lo Spirito conosce ogni cosa, pure tutti quei pensieri che stanno in a capo di Dio. Nessuno è capace di conoscere i pensieri che stanno in a capo di noi, solo che lo Spirito che sta in a noi è capace di conoscere. E in la stessa maniera, solo lo Spirito di Dio può conoscere tutti i pensieri che hanno nascosto di Dio. Ma noi abbiamo avuto lo Spirito di questo mondo, ma che lo Spirito che viene a Dio è proprio per questo siamo capaci di conoscere tutto quello che Dio ha fatto per noi. E parliamo di tutte queste cose, non per mezzo delle parole che vengono fatte imparare la sapienza che è sta terra, ma di tutte quelle che vengono rinto lo Spirito di Dio. E così cerchiamo di spiegare tutte quelle verità di Dio a tutte quelle che hanno avuto lo Spirito. L'uomo che non ha avuto lo Spirito di Dio non è capace di accettare quella verità che lo Spirito di Dio fa conoscere a noi. Per loro che sta parlano cose sballate e non sono capaci di capire. Chi invece che ha avuto lo Spirito di Dio è capace di giudicare queste cose senza poter essere giudicato da nessuno. Chi mai è capace di conoscere tutti i pensieri del Signore? E chi mai è capace di dare un consiglio a essa? E mo, noi teniamo lo Spirito che ci fa conoscere tutto il pensiero è Cristo.